Martin Inestar, allenatore di Montecchio, una partita si sapeva alla vigilia che era una partita tirata, tu volevi assolutamente questi 3 punti, te ne è arrivato solo uno, sei soddisfatto di questa prestazione, volevi qualcosa in più, ma sappiamo che c'era anche qualche problemino con qualche giocatore che mancava, no? Primero, buonasera a tutti. Sì, veramente noi volevamo 3 punti a casa, però veramente che era una settimana un po' storta. Un giocatore con rosso, 3 mal uno del ginocchio e le gambe, però niente, non è un'escusa. C'è tanti giocatori qua che devono giocare, che per quello si allenano e niente. Almeno abbiamo fatto un pareggio che, come il campionato così, un punto dopo la fine va bene. Sì, hai detto la cosa giusta, perché in questo campionato di A2, dove la quota salvezza è veramente a 25 punti, sembra fantascienza, anche un punto portato a casa è determinante. Modena è andata a vincere a Trissino, quindi ha un po' rimescolato le carte, dove vedremo Montecchio fra 2 settimane, perché Montecchio deve osservare il turno di riposo la prossima, sì. E alla fine se la giocherà qui contro il Seregno. Sì, penso che meglio così, stare fermo adesso, non la ultima. E la ultima partita si gioca a casa contro il Seregno, una squadra che, come noi, e niente, 5 contro 5, una pallina e basta. Bene, allora Martin, io ti ringrazio tantissimo per questa intervista, ti chiedo l'ultima cosa, lo so che gli allenatori non possono farlo, ma vorrei sapere da parte tua chi nell'emergenza ti ha dato la più grande risposta questa sera come giocatore, qual è stato il giocatore, l'ombra del partito per te? L'ombra del partito penso che è la squadra. Noi siamo una squadra così che sempre si lavora assieme, non è che sempre uno prima che l'altro, no, sempre primo la squadra e dopo l'altro, così la penso io. Penso che abbiamo fatto un lavoro la settimana, veramente abbiamo una partita così, si giocava così. I ragazzi complimenti al ragazzo del Montecchio che l'hanno fatto benissimo, anche a una bellissima squadra come Roble Bassano. Bene, grazie ancora Martin. Ciao.